Un minuto alla partenza della settima corsa, il premio EasyBet Virtual Golden Race. Si prosegue il convegno con una prova per cavalli di 4 anni, vincitori da 5 a 15.000 euro in carriera, prova falcidiata dai ritiri, sono addirittura 4 i cavalli che non parteciperanno, il 3 di Ford S, il 4 di Franchina Baldo, il 7 di Fashion B e il 10 di Fosfonio. Corsa in cui i più attesi sono i cavalli della prima fila, l'1 di Fatidic, il 2 di Final Action B e il 6 di Lily Love, con quota in discesa per Lily Love e Daniele De Muru. Bella effettivamente la sgambatura della cavalla francese, che però non ha forma recente brillante. Chiaramente il contesto è quello che è, quindi la buona sgambatura ha portato gioco sulla leva di Daniele De Muru, che affronta la trasferta da Torino con solo Lily Love. Fatidic e Final Action B, quota stabile, sono loro i due favoriti diciamo sulla carta. La prima per Manuele Matteini, Final Action B, Fatidic reduce da un buon secondo posto a Montegiorgio. Macchina in movimento, all'1 Fatidic Vincenzo Luongo, 2 Final Action B Manuele Matteini, 5 Fleur Caff Andrea Vitagliano, 6 Lily Love Daniele De Muru, 8 Face to Face SBF Filippo Monti, 9 Falco Trio Carmine Piscuoglio, 11 Frullino Maurizio Visco, 12 Francisco Benal Maurizio Chelida, solo in terza fila con il 13 Utility Man Manuel Pistone. Allineamento sulla curva di sinistra con i 4 della prima fila che arrivano a rete. Fatidic cerca di prendere la lanciata dall'1, macchina che prende velocità. Partiti. Veloce proprio Fatidic che prende l'iniziativa, al suo esterno Fleur Caff che cerca posto in corda ma confonde il passo, poi Lily Love ha sbagliato Face to Face SBF. E sulla prima curva così al comando Fatidic nei confronti di Lily Love, i due che sono nettamente staccati rispetto al resto della compagnia, lancio in 13,8, Fatidic a tutta. In seconda posizione Lily Love che piano piano si accoda, però è venuto fuori uno strappo importante per i primi 400 metri di corsa, 27,8 addirittura, e ritorna a destra Lily Love in quello che sembra un race off con Lily Love che insiste su Fatidic, che alla fine sembra decidere di mandar via per non esaurire la benzina anzitempo. 43,1. In terza posizione a distanza c'è Final Action B che precede Frullino, mentre di fuori Francisco Benal precede Utility Man. Tutto questo succede a una trentina di metri dalla testa, con Lily Love che dopo 800 metri in 58,2 è in vantaggio. Fatidic è sempre in seconda posizione, in terza Final Action B che precede Frullino, mentre galoppa Francisco Benal, prova ad avanzare Utility Man, chilometro in 1:13,4 per Lily Love che è sempre in vantaggio su Fatidic. Si avvicina ai primi Final Action B che è l'unico ad essere riuscito a ricucire il gap, si libera dallo steccato invece Falco Trio a 500 dal palo, 1:28,5 in 1.200, Lily Love è ancora in vantaggio, Fatidic ritorna al suo esterno, poi Final Action B si arrende di galoppo, 6, Lily Love squalificato. Fatidic si trova così in vantaggio, sbaglia anche Falco Trio che veniva bene, Fatidic in vantaggio nei confronti di Final Action B, poi Frullino, ritorna Fleur Caff dopo l'errore iniziale, Fatidic viene a vincere nei confronti di Final Action B, al terzo posto Fleur Caff, 1:14,5. 1:59,7 la vittoria di Fatidic. Vincenzo Luongo, il training di Dario Battistini, i colori di Riccardo Pelonara, vince la 4 anni da Chapeau che dopo il litigio con Lily Love la lascia sfogare e nel finale largheggia, mentre per il secondo posto Final Action B potrebbe essersi difeso da Fleur Caff che è tornata fortissimo dopo rottura.